Mi chiamo Mattia, sono un volontario europeo italiano e ho 30 anni. Vengo da una piccola città vicino Roma che si chiama Viterbo e la Slovenia per me è stata una sorpresa in realtà. I miei progetti non prevedevano la Slovenia quando ho iniziato a cercare un progetto europeo come l'OSPE, però è stata una bella sorpresa. Diciamo che la cosa che mi ha colpito di più è l'attenzione alla natura e alla qualità della vita, quindi questo aspetto è stato molto positivo. La cosa che manchi un po' a tutti gli italiani in Slovenia, ma in giro per il mondo, è il cibo. Per noi pasta, pizza, caffè sono cose abbastanza fondamentali, imprescindibili, diciamo. Un po' il mare d'estate, che anche questo è un aspetto molto importante per noi. L'esperienza è stata, come dicevo, a sorpresa ma molto positiva. Ho scoperto un paese un paese che probabilmente non avrei mai scoperto senza questa opportunità. Porterò a casa dal punto di vista culturale l'esperienza, ho conosciuto un paese nuovo con una cultura un po' diversa e porterò questo. E soprattutto dal punto di vista professionale porterò a casa un sacco di nuove esperienze che mi potranno far crescere professionalmente. Sì, questo. Ho avuto la possibilità, grazie al progetto che ho svolto, di girare un po' per i Balcani, per la regione, quindi in realtà ho conosciuto molte realtà differenti: Bosnia, Croazia, Serbia e i miei progetti per il futuro credo che siano strettamente collegati con il progetto di Backpack Journalism. Mi piacerebbe continuare su questa strada e magari riuscire a farlo diventare per davvero un lavoro più che una passione. Allora, sono state molte cose pazzesche in realtà, perlomeno molte cose diverse che non avrei mai visto probabilmente. La cosa più pazzesca probabilmente è collegata con il periodo in cui sono stato qua, il fatto dei rifugiati per esempio, che sono arrivati nello stesso periodo in cui sono stato qua io, e la possibilità di andare in giro per la Slovenia e per i Balcani a intervistare. Ho visto molte situazioni particolari, molte famiglie, bambini in difficoltà e altre cose pazzesche in realtà. La natura la natura, diciamo, della Slovenia. Ho visto dei posti incredibili che sinceramente non pensavo neanche esistessero. Ringrazio tutti per l'accoglienza e per tutte le cose che ho imparato e per quello che sono diventato, e ringrazio la Slovenia che mi ha ospitato per 6 mesi. Non è facile per ospitare un italiano con tante necessità e niente, spero di poter ritornare presto, magari e fare un altro giro qua nella zona.